Sarà pronta nella primavera del 2006 la struttura di Quartucciu che ospiterà l'associazione Domus de Luna, che si occupa di bambini maltrattati e vittime di abusi. Roberto Montesi. È una casa campidanese in completa ristrutturazione, ma nella primavera del 2006 sarà pronta ad ospitare bambini vittime di abusi e maltrattamenti consumati all'interno delle mura domestiche e ragazze madri che hanno conosciuto lo stesso destino, spesso in fuga da una situazione familiare drammatica. Persone che hanno conosciuto il lato più crudele della vita e alle quali la Fondazione Onlus Domus de Luna tende una mano d'aiuto in stretta collaborazione con tribunali e assistenti sociali. La struttura dell'associazione sorge in via Addis Abeba, pieno centro storico di Quartucciu. Accoglierà 12 ospiti seguiti passo per passo da un'equipe di educatori preparati e psicologi. Attualmente esiste qualche problemino con il vicinato, ma Ugo Bressanello, fondatore del Domus de Luna, è convinto che tutto si risolverà in breve tempo. È un problema di passaggio, come spesso succede in queste zone che stanno vivendo una crescita importante negli ultimi anni. Penso però che sia altrettanto importante che a fianco a una crescita edilizia si faccia in modo che non diventino quasi dei quartieri dormitorio, no? Ma che ci siano servizi, che ci siano strutture, e sono sicuro che sia l'amministrazione comunale sia i cittadini faranno di tutto per dare una mano anche a noi, che immagino possiamo fare la nostra in questo senso.